Hola a tutti ragazzuoli e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi siamo qua in aperta campagna, diciamo aperta campagna, comunque non in città, con l'aria fresca. E come avete visto dal titolo sono qui a presentarvi la mia futura seconda casa, il mio futuro mezzo per viaggi. Per chi mi conosce ho fatto un video dedicato ed è un anno che aspetto questo momento. Per chi non mi conosce, ho sempre avuto la passione per le auto e adesso è da un po' di anni che c'era dentro di me questa passione per viaggiare e avere un mezzo personalizzato, e adesso si sta realizzando questo sogno. Ancora prima di dirmi se sono stato un pazzo, andate a vedere, se non l'avete visto, il video del recupero di come abbiamo fatto ad andarlo a comprare e dove siamo andati a comprarlo. Siamo andati fino in Estonia e oggi vi spiegherò proprio perché, il motivo per cui sono andato fin là e perché ho scelto questo mezzo. Allora, intanto mi scuso se non ho, come fanno tutti gli youtuber, hanno la postazione col cavalletto, il microfono, io non ho niente, quindi faccio il video con quello che ho. Allora, innanzitutto vi dico perché sono andato fino in Estonia, perché ho preso questo. Allora, praticamente ha tutte le caratteristiche, quasi, di come volevo io il mezzo. Adesso ve le elenco se non passano le macchine. Prima cosa, allora, le caratteristiche del veicolo che io cercavo erano principalmente un T4, Volkswagen T4, prodotto dal 91 se non sbaglio fino al 2003, la versione 4x4 che ha l'acronimo di Syncro. Cercavo la versione col passo lungo, il passo lungo praticamente è il 5,1 m, se no c'è il 4,7 m. La differenza la vedete in questo punto qua, vedete dove finisce la corsia per il portellone laterale, e sarebbe il 4,7 m, e il 5,1 m sono quei 30-40 cm in più che ad occhio fidatevi che si nota, e ovviamente vai a migliorare anche nello spazio interno. Questo poi è la versione Syncro, come appunto vi ho detto, quindi il 4x4 con, cosa difficile da trovare, col blocco differenziale. Il blocco differenziale ovviamente non è né elettronico né niente, funziona con depressioni, quindi tutto analogico, diciamo manuale. E questa cosa è una cosa che io volevo mezzi dove è possibile metterli a posto, o comunque metterci le mani anche in posti desertici o almeno provarci. Poi, come potete vedere, ha il tetto alto e, se notate bene, il vetro segue la curvatura del tetto. Questo perché è un mezzo uscito da fabbrica Volkswagen in questa maniera. Penso che era una richiesta su misura, non saprei bene, perché ha, come state notando, la scaletta e un rack sul tetto per fissaggio di materiale, attrezzatura, non so benissimo. Il tetto alto, considerate che per fare l'installazione mi ero documentato e teoricamente si poteva tagliare il tetto o comunque mettere un tetto alto solo se il furgone era predisposto, nel senso che se aveva precedentemente un tetto a soffietto, oppure credo che non si poteva fare, perché mi stavo per informare e dopo mi è capitato questo mezzo che, tra parentesi, vi dico anche come l'ho trovato. È stato completamente un caso, perché io avrei iniziato a cercarlo fine anno, inizio prossimo anno, ma mi è capitata totalmente a caso un'occasione su un gruppo Facebook, quindi saluto Raimo, che l'avete conosciuto nel video dove siete andati a recuperarlo, dove lui lo fa, diciamo, vedete, di secondo lavoro, non so bene, però vende T4, li mette a posto meccanicamente e li rivende. E mi ha spiegato che in quella zona lì si trovano molti di questi mezzi, appunto perché vengono usati molto, soprattutto per le condizioni del terreno, perché nevica e ci fa freddo, e quindi se ne trovano abbastanza. Ovviamente c'è stata una analisi prima di capire se ne valeva la pena,
E adesso continuo con le caratteristiche, così dopo arriviamo al finale, diciamo, perché sono andato fin là. Altra caratteristica erano che lo volevo la versione furgonato, quindi come potete vedere non ha i finestrini laterali, a parte il portellone ovviamente, e davanti. Sarebbe stato il top non avere neanche i vetri dietro, però col vetro dietro sarà da capire cosa fare, se mantenerli o tirarli via. Comunque come vi sarò già a vedere, vedete anche qua ci sono dei punti dove non so se bisogna tirare via comunque il vetro per metterlo a posto, vedete, o non lo so. Queste sono cose che man mano vengono avanti, si faranno e si vedrà cosa fare, il da farsi. Vi dico subito che esteticamente ha moltissimo lavoro da fare su quello che riguarda la carrozzeria, ha vari punti di ruggine, apparentemente non gravi, il telaio sotto è perfetto, non ha niente. Uno dei motivi per cui ho preso la scelta di andarlo a prendere, perché comunque a prescindere bisogna fare un restauro del mezzo, perché comunque l'età ce l'ha, a meno che non è stato già restaurato, però comunque bisogna metterci le mani. Vi metterò qualche foto e video che mi ha fatto l'ex proprietario del pianale sotto, perché adesso non ho possibilità di alzarlo, per farvi vedere le condizioni. L'unico punto in cui mi sembra aver visto dove c'è fissato il differenziale posteriore, dove basta trattarlo. E comunque vi parlerò bene dei dettagli dei lavori, perché non voglio dilungarmi troppo, ma ovviamente ci saranno i video dedicati. Però come vi spiegavo, una volta che ce l'ho in mano, che lo metto a posto, l'intenzione è di completamente metterlo a nuovo in modo da essere a posto per anni. Ultima caratteristica era la motorizzazione, su cui mi sono informato e alla fine ho optato per il 2005 5 cilindri turbo diesel, e esistevano di due versioni, mi sembra AXL, il 150 cavalli, e il 106 cavalli. Questo qua è il 106 cavalli. La cosa che mi premeva era prendere un'auto un furgone con una cilindrata bella sostanziosa, perché comunque per affrontare tratti fuori strada, montagna eccetera, comunque serve la coppia, avendo un motore comunque con un cilindro in più e un bel po' di cilindrata, diciamo, si ha meno problemi. Comunque sono dei vecchi in merda, sono venuto qua in un posto dove non c'è nessuno, gli unici vecchi non hanno niente da fare, sono qua a discutere le loro cagate. Passiamo agli interni, scusate là che c'è reflex e cellulare a caricare. Comunque è un 3 posti e strumentazione, la strumentazione è moderna, praticamente è lo stesso tachimetro che ho io sulla Golf 4. Beh, interni semplicissimi, non ha l'aria condizionata, che è la cosa che un po' diciamo mi dispiace. Io sinceramente non sono uno che usa spesso l'aria condizionata, la uso solo se va in autostrada, agenziale eccetera, però comunque se c'era non era male, ma è un lavoro che a prescindere si può fare, ma non è assolutamente una priorità. Dall'ex proprietario è stato installato un manometro per tenere d'occhio la pressione dell'olio, 5 marce. Il sistema 4x4 è un sistema con frizione aggiunto viscoso, quindi non è permanente, entra solo quando serve. Non so bene i dettagli, che devo ancora studiarmelo, però teoricamente quando comincia a perdere aderenza sull'anteriore entra il posteriore. E il blocco differenziale, se non sapete cosa serve a bloccare i giri delle ruote posteriori fanno gli stessi giri entrambe le ruote. Quindi questo succede che quando hai una parte di una ruota che magari non ha aderenza, quindi scivola, per aumentare la tenuta l'aderenza, tu blocchi il differenziale e fai andare in giro e fai andare alla stessa velocità il giro di entrambe le ruote. Non so se mi sono spiegato bene, magari metterò un video, non lo so. E vediamo se riesco a farvi vedere anche il funzionamento, però essendo da solo faccio fatica e sta anche abbassando il sole perché fa buio in fretta.
Quindi ovviamente, ripeto, tutto meccanico, niente di tecnologico, che a me la tecnologia fa cagare. Bene, passiamo agli interni. Così teoricamente quello che ho capito è uscito di fabbrica. Come potete vedere comunque io ho ancora un po' di centimetri dall'altezza, puoi stare fino a 1,95 m, 2 metri, arrivi a toccare il tetto. Questa era una mia priorità perché ovviamente la parte superiore sarà adibita a fare un letto, che ovviamente si estrarrà da davanti, comunque poi c'era tempo per pensarci. Vedete che c'è tutta una struttura, scusate la luce però, c'è tutta una struttura in ferro fatta di fabbrica, credo. C'è qua una panchinetta che non ho idea se sono state installazioni passate post produzione del furgone. Ho notato che c'ha una ventolina che non so, penso che sia solo per far girare l'aria della Dometic. Attenzione, cominciamo le prime cose imbarcate all'alto, qua c'è una vite, vedo che va benissimo. È teoricamente di fabbrica o comunque post installazione, questo lo capirò nel momento che andrò a smontarlo. C'è installato un Webasto, un riscalatore a gasolio. Non so bene di che marchio sia. Eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere il funzionamento, no, senza riflessi magari con la luce. È semplicissimo, l'ho usato comunque durante il viaggio per la notte. Faccio l'accensione, lui adesso fa il suo preriscaldamento e dopo parte vi faccio sentire. Qua puoi impostare la temperatura, puoi impostare in base a ventilazione. Comunque lui adesso si scalda, adesso vi faccio vedere intanto finché si prepara. Questo Webasto credo che lo userò, lo pulirò e lo userò per il riscaldamento dell'acqua motore, e dopo ne comprerò un altro per gli interni, ma questi sono troppi dettagli che non sono da dire adesso perché dobbiamo essere circoncisi. Siccome io sono onesto con voi e comunque voglio essere trasparente, non vi ho detto ancora il prezzo che ho pagato il mezzo. L'ho acquistato a 5.000 euro e adesso vi faccio un piccolo, per chi ovviamente non sa, un piccolo recap dei costi che hanno questi furgoni. Quindi comprendendo tutte le spese per arrivare qui in Italia, alla fine sono arrivato a spendere 6.200 euro. Considerate che sono la spesa per 2 persone alla fine, perché come avete visto nel video precedente è venuto anche mio padre a farmi compagnia. Quindi adesso potete scrivermi nei commenti se sono stato un pazzo o se ne basta la pena. Semplicemente voi basta che andate a fare un giro al volo su Autoscout, andate a vedere, scrivete un T4, mettete tutta Europa 4x4 e voi guardate cosa viene fuori e come sono allestiti questi T4 e forse magari riuscite a rendervi conto. È vero che intanto sentite Webasto che è partito, è vero che, vi ripeto, ci sono molti lavori da fare, però i lavori che uno va a fare da solo riesci nel tempo a cioè tu puoi dedicarti un mese, un tot mesi a fare sistemazione ruggine e ovviamente le spese sono molto più cominciate a venire giù freddo, sono molto più sostenute perché pian piano riesci a fare i lavori senza spendere troppo e ballando al budget. Quindi questo è uno dei vantaggi comunque a prendere un mezzo che costa meno e poco e comunque facile i lavori. La mia priorità non è partire subito perché io voglio, mi piace mettermi in gioco, mi piace metterci le mani io, quindi farò i lavori con calma, informandomi, cercando di farla il meglio possibile e cercando di avere alla fine un mezzo pronto che vada avanti per anni, a parte problemi di manutenzione o rotture dovute agli anni, dove non avrò più problemi. Qui c'è lo scarico del Webasto, i gas di uscita di scarico della combustione. Vi faccio velocissimamente un recap dei lavori grossi che c'è da fare. Allora, la ruggine ve l'ho già detto, i punti peggiori adesso vi starò mettendo le clip o vi faccio vedere dal vivo, vediamo. Questo è quello incriminato, c'è la botta qua ed è questo quello peggiore, vedete qua c'è un buco, quindi questo qua l'ho comprato già nuovo, usato scusate, poi vedrete un video dedicato anche a questo, quindi verrà sostituito. Una cosa grossa da sistemare è il parabrezza, come potete vedere è crepato, ha una bella crepa tutta qua è anche quasi aperto, ci sono state anche delle infiltrazioni.
Quindi io ovviamente questo verrà rimosso, verrà sistemata tutta la ruggine qui, fatto un restauro e messo un nuovo parabrezza. Per i punti dove, come potete vedere qua sopra eccetera, quelli là dovrò capire bene che lavoro vale la pena fare, perché non è molta, però questo devo affidarmi a un esperto. Comunque vedrete col tempo pian piano. Stessa cosa con i vetri, come vi ho spiegato prima, devo capire cosa fare. Solo diamo vari punti da sistemare. Altra cosa, c'è da sostituire paraurti posteriore, che come potete vedere qua ha preso penso una botta, si è tutto svirgolato. Qua ha anche un bel buco, tac. Esternamente altri lavori grossi non ce ne sono. Torniamo dentro che c'è un bel calduccio qui dentro e sta facendo freddo fuori. Spero che mi vedete, cioè mettetemi davanti la luce così. Quindi ci sarà veramente da divertirsi. Faccio un appello, diciamo che la cosa che sto trovando più difficoltà è trovare un posto dove mettersi a fare i lavori, e chi ha camperizzato un camper, un camion o chi lo sta facendo probabilmente lo saprà anche lui, ed è la cosa più difficile, perché cercare un posto adatto dove fare i lavori e non spendere tanto è difficile. Quindi sto facendo un appello: se conoscete qualcuno o avete qualcuno a cui chiedere o avete voi un posto zona Verona da potermi affittare, scrivetelo nei commenti e datemi una mano se potete, girate la parola a tutti. Qua vi giuro c'è già un bel caldino, qua esce l'aria calda, qua c'è l'aspirazione. Il problema è che non è isolato benissimo, si sente odore di diesel qua dentro, e questo è uno dei motivi per cui non abbiamo dormito tutta la notte con il verbassa acceso. Bene ragazzoli, sta venendo fuori anche un bel tramonto, infatti si sa che sta salendo la nebbiolina, che è un po' di giorni che c'è anche fresco. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se sono stato un pazzo, se secondo voi ho fatto un bel acquisto. Ditemi nei commenti cosa ne pensate in generale, io sarò lieto di rispondervi e dirvi tutto quello che volete sapere. Adesso io tornerò a Verona, vado a fare la spesa. Ne approfitto per riempire il furgone di acqua, visto che ho la possibilità. Non vi ho detto una cosa: questa qua è una targa provvisoria dell'Estonia della durata di un mese, quindi mi scade il 30 novembre. Quando mi scadrà l'assicurazione, scusate, la targa, ovviamente in mezzo non può stare nel suolo pubblico, perché sennò verrei multato, proprio illegale. E per l'immatricolazione sicuramente non riuscirò prima del 31, del 30, 100%, quindi dovrò metterlo in un luogo privato nel frattempo che non avrò la targa italiana. In tutto ciò, come vi ho già accennato prima, la cosa principale, il problema maggiore è trovare adesso un posto dove iniziare i lavori, perché senza di quello sono fermo. Quindi lo spero, nel caso se potete datemi una mano e ne sarò molto grato. E adesso purtroppo non ho una ventosa, se no vi facevo vedere il tramonto mentre scendevo, però pazienza. Ho testato anche il furgone nei tornanti, in passi stretti, e mi sono trovato molto bene. Alla fine è molto compatto e sono contento, ed era proprio in mezzo che cercavo. Voi starete vedendo un ammasso di ferro arrugginito, io invece ci vedo uno spettacolo. Veramente sono stracontento e emozionato di averlo preso ed iniziare questa avventura che ho sempre desiderato iniziare. Bene, basta, non so quanto sia venuto lungo il video, spero non troppo, come dico sempre. Quindi ci vediamo al prossimo video, io vi aspetto con i commenti e con tutto quello che volete dirmi. E mettete un like sia per supportarmi che per sopportarmi, soprattutto per sopportarmi. E ci vediamo al prossimo video, ciao! E in tutto questo ho registrato in un cimitero, quindi scusate anime che state riposando se vi ho un po' disturbato, adesso vado via.